Le sue condizioni sono stazionarie, è uscita dalla terapia intensiva dopo l'intervento chirurgico, ma ancora Rosangela Dal Santo non è in grado di raccontare cosa è accaduto martedì 26 gennaio all'interno dell'appartamento che condivideva con il suo compagno Costantino Biscotto, ucciso a coltellate al termine di una violenta lite 3-2. La donna, rimasta anche lei ferita, ha tentato il suicidio inalando il gas di scarico dell'auto, ma è stata salvata dai vicini. Al momento i carabinieri non hanno emesso alcun provvedimento nei suoi confronti. Le indagini cercheranno di capire se si sia trattato di omicidio o di eccesso di legittima difesa. Molti ancora i punti da chiarire. Quel che è certo è che il delitto si è consumato in ambito familiare durante l'ennesimo litigio tra la coppia di conviventi. Il motivo quasi sicuramente la gelosia di lei. Anche i vicini di casa hanno confermato che i due litigavano spesso nell'ultimo periodo. Tuttavia la vicenda presenta dei punti oscuri. Il medico legale durante la prima ispezione sul corpo ha confermato che la morte del 55enne rappresentante di latticini è avvenuta la mattina del 26 gennaio, mentre la donna ha tentato il suicidio alle 20:30 chiudendosi in garage con il motore dell'auto acceso. Cosa ha fatto in tutte queste ore? Inoltre inizialmente sembrava che fosse svenuta per l'intossicazione da monossido, ma in ospedale i medici hanno scoperto le ferite di arma da taglio sul tronco e sulle braccia, ferite che l'hanno costretta a subire un intervento d'urgenza a causa di un'emorragia interna. Ora si cercherà di appurare, grazie ad un medico legale, se si tratti di colpi autoinferti nel tentativo di suicidio o se siano ferite provocate durante la colluttazione con il compagno che poi ha avuto la peggio. Lunedì si svolgerà anche l'autopsia sul corpo di Costantino Biscotto. La procura ha già conferito l'incarico.